Amici dell'edicola di Pinuccio, buonasera e benvenuti. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi, pronti a trasmettervi The Last Dance, l'ultima di campionato Serie B maschile, girone I, la 22esima ed ultima giornata, dove ad affrontarsi saranno la Diper Sport Specialist Jolly Cinquefrondi e la Volo Saber Palermo. Qui con me, a fianco a me, come sempre, Renato Gallo. Buonasera, saluti a tutti anche a Torino. Squadre ai saluti. Riprese di Francesco Bonini. Che vi parla è Gabriele Bonini. La Volo Saber Palermo a caccia del bottino pieno qui al Pala Bonini di Cinquefrondi. La Diper Sport Specialist darà del filo da torcere con Palermo che deve assolutamente fare i 3 punti per ottenere l'accesso ai playoff. Sì, la vittoria oggi del Palermo con la Mesia che è a riposo segnerebbe proprio il passaggio ai playoff della squadra siciliana. Ne ha passate anche la Jolly Cinquefrondi di queste giornate di campionato, l'ultima giornata di campionato. Diverse giornate di campionato, appesi al filo. Con scontri diretti, tensione e partite finite ad oltranza sul 3-2. L'ultima dei playoff, a quanto è finita l'ultimo, il quinto set? È finita 30, 3-2 per la Normanna Versa a gara 3, quinto set, quindi ne abbiamo viste delle belle. Ci siamo divertiti, sono state... sì, assolutamente. Non solo, ma anche l'ultima giornata di campionato vissuta in pullman per la Jolly Cinquefrondi che aveva vinto ad Augusta 3-0 e aspettava il risultato dei Volley Letojanni in trasferta contro la Tonno Callipo. Con Tonno Callipo in rimonta dal 2-0 al 2 pari. Esatto, e poi ha perso 3-2 la Tonno Callipo, quindi è passata Letojanni ai playoff. Primo arbitro è Comunale. Il secondo arbitro ve lo do adesso. Mi sono dimenticato di prenderlo, quindi guardo sul sito al volo. Secondo arbitro è Sebastiano Rizzotto. Un saluto agli amici di Palermo che ci stanno seguendo da casa, un saluto anche agli amici di Lamezia che ci stanno seguendo da casa. Lamezia che riposa in questo turno di campionato, ecco perché la Volo Saber Palermo deve ottenere il bottino pieno per agganciare la Raffaele Lamezia al secondo posto e passare ai playoff con gli scontri diretti a favore. Partirà la Diper Sport Specialist, Jolly Cinquefrondi al servizio, lo vedete inquadrato, e Pasquale Arena il centrale al servizio. Jolly Cinquefrondi allenata da mister Franco Giglietta, Palermo allenata da mister Nicola Ferro. Gioco che inizia, riceve il numero 10 della Volo Saber Palermo, poi Grusner si fa murare. Primo punto per la formazione di casa. Parte bene la Jolly Cinquefrondi. Questo block sull'opposto. Vediamo schierata la ricezione del Palermo. Arena al servizio. Sempre lì. Attacco centrale dell'ex Giovanni Blanco, che mette a segno il primo punto dei palermitani, quindi 1 pari. È riuscito a tenere in gioco per la Jolly Cinquefrondi Emanuele Renzo. Al servizio il numero 1, il numero 7, pardon, Grusner.
Sembrava uno, infatti stavo cercando il Sì, numero, sì. ho detto ma non c'è tra l'elenco, nell'elenco. Sbagliato completamente il servizio. Jolly in vantaggio, al servizio l'opposto Domenico Laganà. Spin anche lui sul nastro, 2 pari. Ad opposto chiama, opposto risponde. Si fanno sentire i tifosi del Palermo che sono venuti fin qui al Pala Bonini. Servizio spin del Palermo, il pallonetto di Filianoti, tenta il recupero Galia. La novità in campo l'ha detta Gabriele. Dimmi. Abbiamo un fratello Filianoti che oggi Verrà schierato libero. è stato già schierato È libero, stato già già in schierato campo. libero. Si Jolly con il doppio libero in campo. Zerbonia per la difesa, per la ricezione c'è Filianoti. Dionisio Di Pasquale con la sua Primo spin. tempo di Blanco. A mettere a segno il 3 pari e li sentite i tifosi del Palermo. Ex della partita. Viene recuperato adesso il pallone. Eccolo inquadrato Giovanni Blanco che è pronto al servizio, riceve adesso il pallone. Tende il braccio, l'arbitro comunale fischia. Blanco va sulla rete, vantaggio per la Jolly Cinquefrondi, 4-3. Centrale in battuta non si smentisce mai. A centrale risponde Da centrale a centrale. sì, perché c'è Filianoti al servizio. Palla alta sul libero. Ma attacco centrale Murato. al limite l'alzata. Sì, in ricezione. Comunque ci può stare. Detta al limite. Invasione. Sì, del Moroggiolli, quindi 5-4 il punteggio qui al Pala Bonini. Galia al servizio. Attacca la Jolly con un super colpo di Domenico Laganà che fa 6-4. Marco Pugliatti al servizio per la Jolly Cinquefrondi, spin per lui sul libero che tiene bene, schiacciata di Lombardo, c'è la doppia di Pasquale Arena. 6-5. Si lamentano i tifosi della Jolly Cinquefrondi Lombard per al una linea servizio, calpestata. tira out. Emanuele Renzo al servizio. Sul Lombardo che riceve male. Brutta ricezione qui di Lombardo, ottavo punto per la Jolly Cinquefrondi. Sicuramente il Palermo in questo momento sente un po' la pressione, ogni punto è decisivo. Ancora Emanuele Renzo al servizio. Si aiuta con il nastro ed è ace per Emanuele Renzo. 9-5 per la Jolly Cinquefrondi. Chiama time out mister Ferro. C'è una particolarità nelle due squadre. Di qua ci sono due fratelli Filianoti, di là ci sono due che si chiamano uguali, Simanella. Saranno fratelli? Penso di sì.
Eccola inquadrata la panchina del Palermo, le indicazioni di mister Ferro. Aspetta, Squadre di nuovo in campo al Pallabonini di Cinquefrondi. Emanuele Renzo al servizio. Sutera. La schiacciata di, se non mi sbaglio, era Lombardo. Dionisio Tiene Di Pasquale. Sutera. Buona l'alzata, ancora la schiacciata di Simanella. Sempre Simanella, insiste. Recupera la Jolly, Pugliatti va da Domenico Laganà. Schiaccia bene e forte, bravissimo Sutera a tenere in gioco. Sempre Simanella, poi Pugliatti rimanda di là, si tuffa il numero 10 Lombardo e pallone che poi si insacca. Una bella azione. 9-6. Simanella al servizio per il Palermo. Riceve Emanuele Renzo. Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, forte, bravo il numero 14 Simanella a tenere in gioco. Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, tocca le mani del muro avversario. L'alzata dietro per Grusner, diagonale out però. E quindi 10 per la Jolly Cinquefrondi, 6 per la Volo Saber Palermo. Jolly Cinquefrondi che a Palermo ha perso 3-1. Abbiamo seguita in diretta, vincendo il primo set, dominando quasi sull'avversario, poi un netto calo della Jolly. Arena al servizio, Galia al centro per Blanco, tiene la Jolly, l'alzata di Emanuele Renzo per Dionisio Di Pasquale che ottiene il money out. 11-6. Bella morbida l'alzata di Emanuele. Pasquale Arena al servizio. Si ferma sulla rete, sul nastro. Si sblocca quindi Palermo. 11-7. Ed è pronto l'opposto, Grusner al servizio. Pugliatti va da Laganà, Murato, ancora Jolly, ancora Laganà, pallone out, troppo lungo, non c'è il tocco del muro. Va sull'11-8. Qualcuno ha toccato la rete. Sulla rete il servizio di Grusner. 12 per la Jolly Cinquefrondi, 8 per la Volo Saber. Si passa sempre da opposto ad opposto. Domenico Laganà al servizio. Spin per troppo lui. Avanti, hai visto? Buona la ricezione Grusner, del Palermo. tocco Grusner del muro. Pugliatti. Laganà ora, difesa e schiacciata. Sì. Opla. Corrono i giocatori del Palermo, ma non basta a recuperare il pallone. 13 Jolly Cinquefrondi, 8 Palermo. Sta costruendo bene la Jolly Cinquefrondi, ottima la regia di Marco Pugliatti. Ancora Domenico Laganà al servizio. Spin per lui, ace secco di Domenico Laganà, non riesce a tenere in gioco Sutera. In tuffo Sutera, ma la palla era veloce. Sì, tra l'altro un grande lancio. Sì, è venuto in mezzo al campo. Sì.
Stavolta si ferma sul nastro la battuta di Domenico Laganà. Si sblocca Palermo, 14-9. Riceve bene la Jolly. Dionisio Di Pasquale, viene murato. Palla molto vicina alla rete, muro piazzato. Galia rispedisce al mittente questo pallone. 14-10. Doveva cercare le mani, le falangette del muro o un pallonetto. Domenico Laganà, lungolinea, vediamo se c'è il tocco. No, non c'è. Quindi 14-11. Simanella al servizio. Questa battuta spin però la tenuta bene dalla Jolly ed è out. Dionisio Di Pasquale è pronto per la Jolly Cinquefrondi. Spin per lui. Tiene bene Simanella. Attacco centrale di Blanco Murato. Galia. Va da Lombardo, che ottiene il 12° punto per i suoi compagni. Giovanni Blanco al servizio, molto a fil di rete, tiene la Jolly, poi bravissimo Marco Pugliatti a rimandare di là il pallone, astuto l'alzatore della Jolly. Il muro non era intervenuto sulla sua possibilità di prima intenzione, si dice. E Filianotti al servizio per la Jolly. Andiamo con la cam tattica. Fase di ricezione del Palermo in zona di conflitto. Poi il monster block della Jolly Cinquefrondi. Murato Lombardo, mi sembra. Tanto c'è un cambio. Numero 16, Gabriele, tu hai l'elenco. Banawas. Ah, vecchia conoscenza. Esce un Simanella, entra Banawas. Non abbiamo i nomi dei Simanella, purtroppo. C'è sulla una maglietta. S e una R, se non mi sbaglio. Filianotti al servizio, Galia va da Grusner che ha tutto braccio, colpisce forte questo pallone, carica però troppo e manda out. 18-12. Altro cambio. Sì, esce Grusner, entra il numero 15 Atria. Questa ce l'avevo. Eccolo inquadrato Atria. Un po' di riposo per Grusner. Oh! Pallonetto. C'è un fallo però. Di piede. 19 per la Jolly Cinquefrondi, 12 per Palermo. Time out, sì. Secondo time out chiesto da Nicola Ferro. Due time out chiesti fin qui, tutti e due dalla parte del Palermo. Vediamo inquadrata la panchina. È bello sta poi.
Squadre di nuovo in campo al Palla Bonini, 19-12 il punteggio. Filianoti al servizio. Atria, nuovo ingresso in campo, schiaccia anche lui fuori. 20 per la Jolly Cinquefrondi, a più 8 sul Palermo. Di poco fuori questa pallone. La ricezione del Palermo. Banawas, primo tempo. Si sblocca la formazione ospite, 20-13. Galia al servizio. Riceve Filianoti, Renzo schiaccia, sbuccia le mani del muro avversario, buona la copertura di Sutera, il pallonetto di Lombardo, bugger di Pugliatti a cercare Mimmo Laganà, costretto alla free ball. Galia va ancora da Lombardo, il muro del Jolly Cinquefrondi. Confusa questa azione del Palermo. 21-13. Era tutta schiacciata lì il Palermo, l'abbiamo visto anche nel replay. Sbuccia con il braccio Grusner, se non mi sbaglio. Marco Pugliatti al servizio, spin Per lui, forte. Galia, doppia da Atria, era doppissima. sì, lascia scorrere l'arbitro. Atria ottiene il primo punto di questa partita, 21-14. Prima non era Grusner, era Galia ad aver toccato col braccio. Pardon. Lombardo al servizio. Bene, di Filianoti. Domenico Laganà cerca il money out e lo trova dopo il tuffo di Galia, che non è bastato a tenere in gioco il pallone. 22 per la Jolly Cinquefrondi, 14 per Volo Saber Palermo. Jolly adesso al servizio con Emanuele Renzo. Pallone teso, tiene bene Lombardo, Galia va dietro da Atria, il pallonetto si tuffa Zerbonia, ma il pallone che finisce sul seggiolone dell'arbitro. 22-15. Con la mano di richiamo Zerbonia ha tentato il recupero, peccato sia finito sul seggiolone dell'arbitro. Aeroplanino. Traiettoria fuori misura. 23-15. Rientra Sutera. Comunale pronta a dare l'autorizzazione al servizio, eccola. Pasquale Arena. Teso. Sì. Riceve Lombardo. È out. Tocca l'asta, sì, l'attacco di Simanella. E la Jolly che va al set point. 24-15. Pasquale Arena al servizio. Riceve Lombardo. Galia costretto alla free ball. Simanella. Dionisio Di Pasquale chiude il primo set, 25-15, con un sonoro più 10. La Jolly conquista il primo parziale di gara.
Allora, vediamo insieme i risultati della scorsa giornata di campionato Serie B maschile, girone I. Adatterino Volley Letojanni che ha vinto 3-0 contro l'LCT Warriors Viagrande, consolidando il primo posto. La Re Borbone Saver Palermo ha vinto 3-1 nel big match contro la Raffaele Lamezia. Costa Dolci Papiro l'abbiamo seguita in diretta, ha perso 2-3 contro la Jolly Cinquefrondi. Hanno riposato la Tonno Callipo Calabria, la Sicily Fratelli Anastasi. La Paumar Volley Siracusa invece ha perso 1-3 contro la Jam Service Aquila Catania. Vediamo gli appuntamenti di questa giornata di campionato, la 22esima nonché ultima. Penso stiano giocando tutti in contemporanea, tra l'altro. Jam Service Aquila contro la Datterino Volley Letojanni, Di per Jolly Cinquefrondi contro la Re Borbone Saper Palermo, che stiamo seguendo in diretta. La Tonno Callipo Calabria contro la Sicily Fratelli Anastasi. Riposano Costa Dolci Papiro Catania e Raffaele Lamezia. LCT Warriors Viagrande sta affrontando la Paumar Volley Siracusa. Andiamo invece alla classifica di Serie B maschile, con la Datterino Volley Letojanni consolidato il primo posto a, se non sbaglio, se non vedo male, 45 punti. Io vedo piccolino, voi vedete più grande. Raffaele Lamezia 39 punti. Re Borbone Saper Palermo, che si è un po' complicata la strada in questo primo set, 36 punti, a pari LCT Warriors Viagrande, giusto? La Jolly Cinquefrondi in quinta posizione, 28 punti. La Jam Service Aquila Catania 27, settima posizione Sicily Fratelli Anastasi 20 punti. Paumar Volley Siracusa ottava posizione, 17 punti. Poi abbiamo la Costa Dolci Papiro Catania nona posizione, 8 punti. Ultima, decima posizione, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia con 2 punti. E poi la famosa Città di Riposa che ha 0 punti. Tutto da rifare per Palermo. Jolly Cinquefrondi che deve confermare il primo set per mettere il bastone tra le ruote al Palermo, perché il Palermo ha adesso solo un risultato a disposizione, che è il 3-1. Sì, deve fare 3 punti Pieni. sì, 3 punti pieni, vuoti pieni. è un pochino difficile. Squadre di nuovo in campo al Pallabonini, pronte per questo secondo set. C'è Lombardo al servizio, riceve la Jolly Cinquefrondi, sistema il pallone contesa, aveva fischiato l'arbitro comunale, comunque aveva recuperato Marco Pugliatti. Si è fatta prendere un po' d'ansia l'arbitro, sì, forse, che ha fischiato. Esatto. Ha fischiato pensando di cadere dal seggiolino. Quindi 0-0, tutto da rifare. Emanuele Renzo riceve bene per la Jolly Pugliatti. Domenico Laganà, ottima diagonale, tiene bene su terra. Pipe, la prima. Pipe, e tiene in gioco Marco Pugliatti. Emanuele Renzo in bagger per Domenico tocca Laganà, l'asta, peccato. Si porta alla rete. 1-0 per Palermo, che inizia bene. Quasi buona il bagger, l'alzata in bagger di Emanuele Renzo. Sì. Riceve la Jolly. Domenico Laganà, diagonale out. Break per Palermo. Il primo, se non mi sbaglio, a favore dei palermitani. Pronto al servizio Lombardo, che ora sta battendo out, non più in spin. Primo punto per i cinquefrondesi, sotto di 1. Emanuele Renzo ora al servizio per la Jolly. Seguiamo con la cam. Buona il lungolinea, non riesce a tenere in gioco Michele Zerbonia. 1-3, altro break per Palermo. Prende le misure Grusner. Sì, non ha funzionato molto Grusner nel primo set, poi sostituito da Atria.
Banawas al servizio. Dionisio Di Pasquale schiaccia e ottiene il money out. 2-3. Pasquale Arena ora al servizio. Vai, questa la seguiamo con la telecamera di ricezione del Palermo. Atria riceve, schiaccia forte e colpisce in pieno sulla spalla Pasquale Arena. 2-4. Quindi Atria in campo al posto dello schiacciatore Simanella, giusto? Giusto. Grusner si ferma sul rete la sua battuta. 3-4, ancora Jolly sotto di 1. È costretta a rincorrere gli avversari. Domenico Laganà al servizio. Spin per lui. Tra le braccia rimane il pallone di... Vediamo cosa fischia l'arbitro. La doppia. Parità. Sì, forse l'ha chiamato la doppia del libero, sai? In ricezione. Sì, sì. E infatti mi sembrava un po' strana questa ricezione. Sì, è andata sul torace. Sul petto. Sì, 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 sì. 4 pari. Salvatore Albanese, coach della Sensation Profumerie Gioiosa. Domenico Laganà, forte la sua battuta, pallone che torna nel campo della Jolly. Zerbonia in bagger, alza proprio per Domenico Laganà. In zona di conflitto Grusner tiene in gioco, poi il pallonetto di Galia messo a segno. Sì, Michele Zerbonia era già seduto a terra, quindi non è potuto intervenire. Sì. Adesso Atria al servizio. Giglietta. Pallone flottante per lui, su Emanuele Renzo. Pugliatti sceglie e trova Dionisio Di Pasquale, lungolinea, pallone che torna nel campo della Jolly, legge bene Filianotti. Pugliatti di nuovo da Dionisio Di Pasquale, tenta il recupero con la spalla lo schiacciatore della Jolly, non gli riesce. Break per Palermo, 4-6. Atria al servizio. Emanuele Renzo. Pugliatti va dietro da Laganà. Che colpo di Domenico Laganà. 5-6. Vediamo se ha pestato. Sì, aveva pestato Domenico Laganà. Abbiamo visto il replay, le proteste del Palermo. Sì, ci stava. Siamo già a 2 non fischiati, falli di linea. Uno dalla parte della Jolly, uno dalla parte del Palermo. Dionisio Di Pasquale, out il suo tentativo di spin. E quindi altro break per Palermo, 5-7. Blanco al servizio. Riceve ottimo Filianotti. Non è riuscita a tenere in gioco il pallone Atria su questa schiacciata della Jolly 5 Frondi. 6 per la Jolly, 7 per Palermo. Filianotti al servizio. La alzata al centro, buon primo tempo di Banawas. Sì. Sempre a +2 il Palermo. Jolly che non riesce ad agganciare il risultato, ci è riuscita solo sul 4 pari. Galia al servizio, +1 Palermo. Ricezione Jolly con Renzo Di Pasquale, Filianotti che riceve.
Schiaccia forte Domenico Laganà, pallone che torna nel campo della Jolly, Filianoti, Pugliatti, va in pipe da Dionisio Di Pasquale, pallone che torna di nuovo nel campo Jolly, Filianoti, Pugliatti, stavolta dietro da Laganà, su buone, recupero del Palermo e aveva saltato Lombardo e non è riuscito a non toccare la rete, quindi punto Jolly, 7-8. Comunque bei recuperi del Palermo su queste schiacciate forti della Jolly Cinquefrondi. Marco Pugliatti al servizio. Spin, sì. Sulla rete. Sulla rete il servizio di Marco Pugliatti. Lombardo al servizio ora per il Palermo, vediamo se va in spin come nel primo set. No. Arena recupera, ottimo il recupero di Filianoti. E quindi ora la gioca il Palermo con l'attacco centrale di Banawas. 7-10. Ora sta costruendo davvero bene il Palermo, molto cinico. Sotto pressione un po' la Jolly Cinquefrondi. È come una finale per la formazione siciliana. Emanuele Renzo riceve, Marco Pugliatti va da proprio Renzo che schiaccia come può questo pallone. Galia verso Atria, pallonetto spinto, l'alzata di Dionisio Di Pasquale per Laganà che ha schiacciato sulle mani del muro avversario, ha ottenuto il money out, c'era stato pure forse il fallo del muro del Palermo. 8-10. Tattica battuta della Jolly con Renzo, finisce sulla rete. 8-11, continua il +3 del Palermo. Ogni volta che metto la cam tattica sbagliano il servizio. Non la metto più, così vediamo. Banawas al servizio, pallone su Filianoti, Pugliatti corre, alzata per Dionisio Di Pasquale, l'ottimo recupero di Banawas, fischia l'arbitro sì, la doppia, perché in effetti il pallone sul recupero, no, sull'alzata ha chiamato la doppia? Non lo sull'alzata so o sul recupero? Allora sul recupero, sì, di Banawas. 9-11. Pasquale Arena. Sbaglia la ricezione Atria. Pallone che gli resta praticamente appiccicato alle mani. E si fa sotto la Jolly, recupera 10-11. Pasquale Arena ancora al servizio. Riceve il Palermo, l'attacco centrale di Blanco, tiene in gioco Renzo. Poi Laganà per la Jolly Cinquefrondi con il lungo linea vincente, 11 pari. Agguanta il punteggio l'Iper Sport Specialist Jolly Cinquefrondi. Era riuscito solo fino al 4 pari. C'è un piccolo stop, bisogna asciugare il campo del Palermo. Le urla dalla panchina, dall'angolino di riscaldamento del Palermo. Molto numeroso quel quadratino. Siamo abituati alla panchina Jolly. Pasquale Arena al servizio. Pallone molto teso, stavolta riceve bene Atria, si propone anche per la schiacciata, completamente fuori misura. Passa in vantaggio la Jolly Cinquefrondi, 12-11 e ovviamente inevitabile il time out per Palermo. Abbiamo inquadrata la panchina della Jolly Cinquefrondi.
Ricordo di scansionare il QR code. Guarda i due fratelli lì, però non è lui, giustamente Massimiliano Lopetrone con la divisa di Filianoti, perché Filianoti oggi gioca libero e quindi ha la divisa di Lopetrone. C'è stato questo scambio di magliette. Di scansionare il QR code per andare sui nostri social Facebook, Instagram di Colle di Pinuccio, nostro canale YouTube. Iscrivetevi, lasciate mi piace. Inquadrato l'ex Giovanni Blanco, concentrato. Pasquale Arena per la Jolly Cinquefrondi. Riceve Lombardo. L'attacco centrale proprio di Giovanni Blanco, 12 pari. E si vedeva da questo primo piano che era concentrato, pronto a mettere giù questo pallone, mentre c'è Grusner pronto al servizio. Grusner, altro errore al servizio per lui, passa di nuovo in vantaggio alla Jolly Cinquefrondi. Un po' sottotono fin qui l'opposto del Palermo. Domenico Laganà al servizio. Spin per lui, si aiuta con il nastro. Lombardo. Grusner, lungolinea vincente, non riesce a tenere in gioco prima Zerbonia, poi Domenico Laganà. Riagguanta il punteggio la Volo Saber Palermo. Atria al servizio. Ricezione Jolly con Filianoti. Domenico Laganà, pallone che carambola tra i due giocatori del Palermo. Di nuovo in vantaggio alla Jolly. Al servizio la Jolly con Dionisio Di Pasquale. Spin non tanto forzata per lui. Lombardo si coordina benissimo, schiaccia questo pallone sulle mani del muro avversario e ottiene un gran money out, 14 pari. Quindi c'è Giovanni Blanco al servizio. Riceve Dionisio Di Pasquale, Pugliatti va da Domenico Laganà. Tenta il money out, buona la copertura di Atria a fondo campo. Grusner, lungolinea vincente, pallone che rimbalza sul muro della Jolly ed è anche in campo. 14-15, passa in vantaggio la Volo Saber Palermo. Ancora Blanco al servizio. Su Dionisio Di Pasquale, Pugliatti va da Emanuele Renzo. Palla sulla rete. 14-16, break era Palermo. Un po' bassa, però poteva fare meglio. Poteva sfruttare. Sì. 4 punti consecutivi del Palermo. Jolly. Sono 4 punti consecutivi. 13, 14, 15 e 16, sì. E giustamente Mister Giglietta chiama a raccolta i suoi 3 punti consecutivi. Dal 14-13 al 14-16. Squadre di nuovo in campo al Palabonini di Cinquefrondi. Secondo set. Primo set 25-15, il secondo set 14-16 per ora. Giovanni Blanco al servizio. Sempre su Dionisio Di Pasquale. Qui Emanuele Renzo, bravo, ottiene il money out. Pallone che tocca l'asta dopo il muro del Palermo. 15-16. Francesco Filianoti al servizio per la Jolly. Riceve Atria. Grusner chiamato in causa. Non forza. A fondo campo difende Dionisio Di Pasquale il pallonetto di Laganà. Ancora Grusner a tutto braccio.
Pallone che cade in campo, il secondo arbitro molto convinto della decisione. 16 pari. Noi eravamo impallati dai giocatori, quindi non l'abbiamo vista. Chiamato al rapporto il capitano Lombardo. Eravamo coperti dall'arbitro. Sì, noi non l'abbiamo vista. Nel replay c'è, non si vede nulla? Sì, c'è, però non si vede. Eravamo coperti dai giocatori. Filanoti al servizio, riceve Atria. Tenta a mandare di là Galia, ma c'è la buona guardia della Jolly Cinquefrondi. Pugliatti va da Domenico Laganà. Tiene in campo Bene Galia Gruesner, per Lombardo, tocco del sì. muro. C'è invasione di Pugliatti. La maglietta, dice Marco Pagliatti. Boh. Marco Pugliatti dice con la maglietta in discesa. Boh. Si è mossa la rete? Non lo so, non l'ho vista. Cosa dicono dalle Galia al gli servizio, ex arbitri? Cosa dicono? Filianoti, poi la Jolly con Emanuele Buca. Renzo. 17 pari. Jolly che ovviamente vuole agguantare gli avversari, lo fa adesso. 17 pari. Vuole interrompere i sogni del Palermo. Primo piano per Marco Pugliatti al servizio. Spin per lui. Tiene in gioco su Tera. L'attacco centrale finisce. C'è un'altra invasione. In campo. Vediamo il replay. Non so se riesco pure a metterlo in pausa al momento giusto. Sì, sembra di sì. Sulla linea. 17-18 per Palermo. Al primo impatto sembra sulla linea. Lombardo al servizio, Pugliatti da Renzo che però smanaccia questo pallone, finisce out. 17-19, altro break per Palermo. Secondo arbitro che va a richiamare la panchina del Palermo. Fuori dal quadratino di riscaldamento. Ancora Lombardo, jump float per lui, Renzo riceve, Pugliatti sistema questo pallone, Laganà lo schiaccia, bravo su Tera a tenere in gioco, l'alzata per Atria, sbuccia le mani del muro avversario, Dionisio Di Pasquale alza questo pallone, era un po' una doppia, non viene chiamata dall'arbitro, poi l'attacco centrale, rimanda di là Emanuele Renzo! E questa palla rimane davanti a Pasquale Arena che aveva saltato, incredibile quanto visto. C'era una doppia di Dionisio Di Pasquale, non chiama nulla l'arbitro. Diciamo che gli arbitri sono un pochettino in confusione in questa fase di partita. Vabbè, non ne ha chiamate tante anche dall'altra parte prima, sì. Quindi è coerenza. 17-20 il punteggio, secondo time out chiesto dalla Jolly Cinquefrondi. Quadrato mister Giglietta con mister Arlotta. Mi sembrava di conoscerla quella. 17-20 il punteggio. Squadre di nuovo in campo. Palleggia intanto Lombardo in attesa. C'è qualche problema al referto elettronico. Inquadrati il secondo arbitro e Francesca Fidale. E quindi lungo stop in attesa di riprendere il gioco.
Non possono uscire dal campo i giocatori. L'arbitro comunale ha richiamato l'alzatore Galia, che era andato a bere. Quindi adesso sì che il gioco può riprendere. No, ancora no. Chiama formazione Dionisio Di Pasquale, capitano della Jolly Cinquefrondi. Lungo stop. Lombardo al servizio. Guarda in panchina un taglio strano. Sì, ho visto. Chissà perché. C'è questa tradizione di rasare i giocatori che fanno gli esordi. Pugliatti, brutta l'alzata per Laganà, ottiene il 21esimo punto. La Volosa per Palermo, che prende il volo. A +4 adesso la formazione palermitana. Ancora Lombardo al servizio, lungolinea, riceve Dionisio Di Pasquale, Pugliatti per Laganà, tiene in gioco Sutera, li resta lì, era difficile da alzare questo pallone, poteva forse andare in bugger Lombardo. 18-21. C'è questo pallone che è un po' scivoloso oggi. Già il secondo errore. Prima Atria e ora Lombardo. Servizio di Emanuele Renzo. Out però, 18-21. 22. Resta +4 il Palermo. Banawas al servizio. Ricezione Jolly schierata con Renzo, Di Pasquale e Filianotti. Arena, Pugliatti e Laganà per l'attacco. L'alzata di Pugliatti in bugger per Dionisio Di Pasquale, a tutto braccio, buona la difesa del Palermo. Altri a pallonetto, si tuffa Dionisio Di Pasquale. Pugliatti, l'alzata per Domenico Laganà. Galia tiene in gioco. L'alzata di Lombardo, poi la free ball. Vediamo come la sfrutta la Jolly con il pallonetto basso di Arena. L'alzata ancora a Lombardo. Muro Jolly, Filianotti, Pugliatti, va da Dionisio Di Pasquale. Out, troppo angolata. Out. Lungo scambio tra le due squadre, alla fine si conclude con il 23esimo punto del Palermo. Cambio tattica, ricezione Jolly. Pallone su Dionisio Di Pasquale. Pugliatti dietro dalla Laganà, che ottiene il money out per il 19-22. Tanto c'è un cambio. Sì. Cambio al servizio, esce Pasquale Arena, entra Fabio Remo. Il Jolly della Jolly. Sì. Eccolo inquadrato Fabio Remo. Siamo a 19-23. Non viene aggiornato il tabellone. Sono 19. Riceve Atria per Palermo. Atria schiaccia, ottiene il money out. 19-24. Si è un attimo bloccato il tabellone della palestra, quindi altro stop. Ok, si è sbloccato, gioco che può riprendere. C'è stato un cambio al servizio, è entrato il numero 13. Non ce l'ho. Spin per lui. Riceve Emanuele Renzo, forse c'è stato un fallo di piede. Lungo linea di Dionisio Di Pasquale, poi pallone che finisce out nell'altro campo. Ed è il 20esimo punto per la Jolly Cinquefrondi. Annullato quindi il primo set point a favore del Palermo, a disposizione altri 4. C'è Domenico Laganà pronto al servizio Jolly con la sua spin. Chiama formazione però il capitano in campo, Blanco. Giovanni Blanco.
20-24. Se il Palermo vuole passare ai playoff deve vincere questo set e gli altri due poi. Lunga pausa, ne abbiamo viste tante di pause in questo set, un po' di confusione tra referto. Ah sì, infatti c'era forse qualche problema di formazione, adesso risolto. Cambio per la Jolly. Ancora pausa. Esce Marco Pugliatti, alza un po' il muro mister Franco Giglietta. Entra Domenico Laurendi, sì. Ex Malivindi. Ricordiamo sempre. Sì, quando è venuto il primo anno Domenico Laurendi per un paio di dirette è stato quello c'era scritto sul foglio e quello abbiamo messo. La Canal, servizio, spin per lui. Tiene Lombardo. Sì, Palermo. Atria. Tenta il pallonetto ma non si muove nessuno. Si chiude il secondo set al Pala Bonini di Cinquefrondi. 20-25. Uno pari. Diciamo che Palermo ha risposto bene in questo secondo set. Sotto 25-15 il primo set. Vince il secondo 20-25. Quindi ancora vive le speranze per Palermo e i palermitani. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube Edicola di Pinuccio, attivate la campanellina se vi va di ricevere tutte le notifiche dei video e dei post. Vi ricordo anche di seguirci sui nostri social Facebook, Instagram, Edicola di Pinuccio, basta scansionare il QR code in basso a sinistra, troverete tutti i link a disposizione. Riceve adesso le formazioni il secondo arbitro, verranno caricate sul referto elettronico. Lo diciamo, la Cosa? stagione del volley non finisce oggi, perché? 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 Perché l'edicola di Pinuccio Domani cosa fare di sarà in diretta a partire dalle ore 18 da questo palazzetto per seguire la partita di B2 femminile. Sensation Profumerie Gioiosa Ionica affronterà CUS Catania e la seguiremo in diretta, quindi la stagione del volley non si conclude oggi, si concluderà forse domani. Quindi appuntamento anche a domani alle ore 18 in diretta da qui. Abbiamo visto anche intravisto Sara Cutri che gioca nel campionato di B2 femminile, lei cinquefrontese, gioca nella Volley Region allenata da mister Pellegrino, ex allenatore Jolly. Squadre di nuovo in campo, tutto pronto
per vivere questo terzo set. Jolly al servizio con Pasquale Arena. Atria, primo tempo di Blanco. Recupera la Jolly con Domenico Laganari, manda di là Pasquale Arena. Su Tera, Primo tempo di Blanco, ma c'è di nuovo difesa. Bravi. Altro recupero della Jolly, il pallonetto vincente. Mani out d'esperienza di Dionisio Di Pasquale. Non poteva ottenere di meglio Dionisio Di Pasquale perché l'alzata non era delle migliori e quindi con il pugno trova le mani del muro avversario. Ancora Jolly al servizio con Pasquale Arena. Testa su Atria, c'è di nuovo Blanco. Si tuffa bene Pasquale Arena nel recupero. Lagana Tocco del muro. Sotera tiene in gioco Galia, alza per Atria, pallonetto, rimette in gioco Dionisio Di Pasquale. Schiaccia senza guardare Dionisio Di Pasquale, 2-0. Break Jolly. Ha girato la testa Dionisio quando ha schiacciato. Un bel colpo dello schiacciatore della Jolly Cinquefrondi. Pasquale Arena molto teso il suo servizio, mette in difficoltà la ricezione palermitana e Grusner come può rimanda di là. Filianotti con un braccio, poi Pugliatti per Dionisio Di Pasquale, forte la sua diagonale ma tiene bene Galia, alza Lombardo per Grusner che trova lo spiraglio giusto e ottiene il primo punto per il Palermo in questo set. Forse è piazzata un po' male la Jolly Cinquefrondi qui, coperta la diagonale, c'era proprio un buco lì. Mentre è pronto Grusner che cambia tipo di servizio, molto teso, flottante, monster block di Atria su Dionisio Di Pasquale, 2 pari. Muro compatto di Atria, ha scelto di forzare l'attacco lo schiacciatore Dionisio Di Pasquale. Colpo rispedito al mittente. Ancora Grusner al servizio che ora non serve più spin. Dionisio Di Pasquale si rifà subito con Galia che aveva preso questo pallone ma finisce nell'altro campo, quindi terzo punto per la Jolly Cinquefrondi che passa in vantaggio. Grusner attacca come può questo pallone, era un po' difficile, quindi break Jolly 4-2. Al servizio è pronto Domenico Laganà. Spin per lui, out, 4-3. Atria al servizio, riceve Renzo, sistema il pallone Marco Pugliatti, bravo Sutera a tenere in gioco, pallone che si insacca poi, Lombardo in bilico per non fare fallo di piede, hai visto l'espressione che ha fatto? 4 pari. E non si vede perché è impallata dall'arbitro la visuale. Salutiamo tutti e 134 gli spettatori che ci stanno seguendo. Atria al servizio. Hop! Zona di conflitto, si tuffano sia Renzo che Filianotti. Alla fine non la prende nessuno dei due, 4-5. A fil di rete il servizio di Atria, Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale e il monster block di Galia in coppia con Giovanni Blanco, 4-6. Ricezione Jolly che non riceve perché la palla si ferma sul nastro. 5
per la Jolly, 6 per Volo Saber Palermo. Spin Jolly con Dionisio Di Pasquale che è in campo, 6 pari. Ancora Dionisio Di Pasquale al servizio. Spin per lui. Stavolta termina out. Quindi 6-7. Abbiamo perso le cam tattiche, procediamo senza. Come mai? Si è perso il segnale delle due cam. Mette a segno il settimo punto la Jolly Cinquefrondi con Emanuele Renzo, 7 pari. Filianotti al servizio. Tenta la schiacciata Grusner, finisce sulla rete, passa in vantaggio la formazione di casa. Pronto Filianotti al servizio. Palla su Sutera. Out, l'attacco di Lombardo. Schiaccia troppo forte questo pallone. Parte un siluro. Break Jolly, 9-7. Filianotti riceve il Palermo, ancora Lombardo chiamato in causa, buona la difesa di Dionisio Di Pasquale, poi un malinteso tra Emanuele Renzo e Marco Pugliatti. 9-8. Riceve la Jolly con Filianotti. Lagana, pallonetto, tiene in gioco Grusner. Lombardo. Colpo rispedito al mittente. Altro break per la Jolly Cinquefrondi, 10-8. Pugliatti al servizio. Si aiuta con il Primo nastro. tempo, out di Sì, Banaus. sì. Time out Palermo.
Ah. Ci siamo, non abbiamo perso la connessione, vero? Ditemi se ci siamo, mandatemi un messaggio. Siamo 11-9 in questo momento, 11-10. Simanella. Lombarda al servizio. Money out ottenuto da Domenico Lagana. 12-10, altro break Jolly. Emanuele Renzo Sesa. tiene bene Sutera. Pallone che si sacca, il recupero della Jolly, 5 fronti, forse una doppia. Dionisio Di Pasquale, l'ottimo tuffo di Lombardo. Poi Atria schiaccia questo pallone, tiene in gioco Marco Pugliatti, Zerbonia in bugger rovesciato per Dionisio Di Pasquale, buona la sua schiacciata, Galia va da Atria, il muro Jolly, l'ottimo tuffo di Lombardo e l'ottimo grande recupero del Palermo. Poi Pugliatti da Domenico Laganà che chiude questo lungo scambio tra le due squadre. Bello scambio tra le due squadre. 13-10. Grandi recuperi del Palermo che continua a lottare su ogni palla. Jolly però molto cinica. C'è Emanuele Renzo al servizio. Riceve il Palermo, Galia, l'attacco centrale vincente di Banawas, non riesce a tenere in gioco Michele Zerbonia. 13-11. Banawas al servizio per il Palermo su Dionisio Di Pasquale. E Dionisio si appresta a schiacciare. Oh! Lungolinea vincente, se la ritrova praticamente quasi sulla faccia Galia. Sì, che correva a posizionarsi dietro al muro. Pasquale Arena al servizio. Sulla rete. Indovina perché ha sbagliato la battuta? Indovina perché ha sbagliato la battuta? Ho messo la telecamera tattica da quel lato e quindi ha sbagliato la battuta, mi pare giusto. Ogni volta che sto mettendo quella telecamera. Sì, abbiamo recuperato una, l'altra non la recuperiamo comunque. Vabbè. Si ritira troppo avanti la palla il numero 9 Simanella. Ovviamente guarda Renato, ovviamente guarda quale telecamera c'era. Eccola. Ha sbagliato la battuta. Cambio per Palermo, rientra Grusner al posto di Simanella. Domenico Laganà, servizio con la sua spin. E passa. Oh, rimbalza sulla rete. Sul nastro. Galia non si avvede della palla che cadeva nel campo. Fortunato qui Domenico Laganà. Ancora lui al servizio. Buona anche la ricezione del Palermo. L'ottima costruzione con Galia che va dal centrale Blanco. Ed è un buon primo tempo. 16-13. A -3 il Palermo, costretto a rincorrere. Tensione del Palermo che sì, assolutamente.
sta giocando tanto, una stagione sana diciamo. In questa ultima giornata di campionato. Si è asciugato il campo della Jolly Cinquefrondi. È pronto Atria al servizio. Teso su Renzo. Pugliatti va dall'opposto, Lagana lungo linea che termina out. 16-14. Sì, nettamente out questo pallone. Andiamo a rivisitare il replay. Atria al servizio, riceve Filianoti, Pugliatti alza da Dionisio Di Pasquale che ottiene il money out. (17) per la Jolly Cinquefrondi, 14 per Palermo, sempre sotto dei 3 la formazione siciliana. Dionisio Di Pasquale pronto al servizio. Spin per lui, out. 17-15. Era forte il colpo, di poco oltre la linea. Giovanni Blanco ora al servizio per il Palermo sul 17-15. Su Emanuele Renzo. Oh! Forte la schiacciata Renzo, Galia va da Lombardo, forte la sua schiacciata, rimanda di là Emanuele Renzo, palla trattenuta, 18 per la Jolly, 15 per Palermo. Ci sta la palla trattenuta, accompagnata, come si chiama? (18-15). Stiamo avvicinandoci in zona Cesarini. Pericolo per il Palermo che ha necessità di 3-7-1. Bello il primo tempo che però termina out. Banawas non trova lo spiraglio giusto. Chiedono il tocco. Sì, nettamente out. Ci sono proteste timide di Blanco in panchina, le proteste anche di Banawas. Cartellino giallo per Palermo e ci sta tutto. Ora Palermo molto nervoso, sa che è in una zona calda del set. Sì. E quindi la tensione porta anche a questo, vedi? Ogni colpo è decisivo. Bisogna mantenere lucidità, i nervi saldi. Sì. Galia va da Lombardo, bravissimo a schiacciare questo pallone. 19-16. Mi piace tanto l'elevazione di Lombardo, Renato. Salta davvero molto in alto ed è bravo nella schiacciata poi a chiudere bene. Tanto Galia al servizio per Palermo, quindi +1. Filianoti, basso il pallone, riesce ad alzarlo Pugliatti, poi forte la schiacciata di Laganà. Atria, quasi una free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly con Laganà. Forte la sua schiacciata. E ora 20 per la Jolly Cinquefrondi, 16 per Palermo. E adesso sì che siamo nella zona ancora più calda del set. Warning nella panchina del Palermo. Pugliatti al servizio. Galia dietro da Lombardo, sempre forte le sue schiacciate, bravissimo Michele Zerboni ad una mano. Galia sistema per Banawas, sempre preso di mira Michele Zerbonia che stavolta non era riuscito a tenere in gioco il pallone. 20-17.
Comunque un grande recupero prima del libero della Jolly. Sì. Lombardo al servizio intanto. 20-17. Salto per lui. È in il pallone. Sulla linea probabilmente. Se si vede. No, non si vede, non si vede. Non si vede. In ritardo. Si vede il pallone che cade, ma forse è anche 20-18 da Dionisio Di Pasquale. Visuale impallata. Altra spin per Lombardo. Questa volta è out. Decisamente out questa volta il pallone. 21 per la Jolly Cinquefrondi, 18 per Palermo. Cambio per la Jolly al servizio. Esce Emanuele Renzo, entra, non vedo, eccolo, entra Indovina. Fabio Remo, numero 9. Entra il Jolly. Pallone molto teso, Atria un po' in difficoltà qui, Grusner ottiene il monster block, però sai che si è mossa la rete. Forse stavolta hanno ragione i giocatori del Palermo. Sì, ci sta. Ci stava. 22-18, guarda, ti rimando il replay che tu non l'hai visto. Guarda bene. Vedi? Si vede pure l'asta che si muove in anticipo rispetto alla schiacciata. Comunque 22-18, Mister Ferro ha chiamato a raduno i suoi per cercare di dargli una scossa in questo ultimo sprint, probabilmente ultimo sprint, ora o mai più per Palermo. Comunque è una partita non facile da arbitrare. Già fatto. Fabio Remo al servizio. Pallone flottante su Lombardo. L'attacco centrale vincente di Banawas. 22-19, l'urlo di Lombardo. Palermo lo sa, ora o mai più, per tentare di agguantare il punteggio. Banawas al servizio. Su Dionisio Di Pasquale, una palla forse un po' accompagnata, la schiacciata vincente di Domenico Lagana. 23 per la Jolly Cinquefrondi, 19 per Palermo. Cambio nella Jolly. Chi è uscito, esce? sì. Chi Arena, Arena. al servizio Arena è entrato Domenico Laurendi. Con il suo semicerchio? Sì, al servizio particolare. Eccolo, la rincorsa Domenico Laurendi. Primo tempo di Attacco Blanco. centrale, tiene bene Fabio Remo. Poi Domenico Lagana per il 24-19. Set point per la Jolly Cinquefrondi. 5 set point per la Jolly e 5 per frantumare i sogni del Palermo. E a 5 punti il Palermo per ribaltare. Sulle mani dai divani per la Mezia. Prendo una rima di Lucchetta. Ma la Mezia non riceve la Palermo, palla out. Palla out. 25-19. Vince il terzo set la Diper Sport Specialist Jolly Cinquefrondi. E la Mezia in festa. La Mezia. Salutiamo Tonino dai divani. Tonino, com'è? Mi Passa raccomando. come seconda in classifica ai playoff, e altri gironi però hanno altre 2 giornate da giocare. Quindi ancora penso che i calcoli non si possono fare.
Però Tonino, calma, bevi un bicchiere d'acqua. Ciao Tonino. Sicuramente immagino le chat di WhatsApp tra i giocatori della Mezia che stanno esultando in questo momento, hanno vissuto questa esperienza in smart working. Va. A meno che non è qua, Tonino non l'ho visto però. No, non Non penso c'è. sia venuto oggi, Allora salutiamo Chirumbolo. assolutamente. Anche quest'anno il sogno va in frantumi per Palermo. E per il secondo anno consecutivo la Raffaele Lamezia ottiene l'accesso ai playoff. Un saluto particolare all'opposto Michael Palmeri, che ha subito un brutto infortunio. L'abbraccio dell'edicola di Pinuccio all'ex giocatore Jolly. Vediamo inquadrato anche Renato, ogni tanto lo becchiamo che prende un po' di pausa. Inquadrate le giolline. Dicevamo l'appuntamento per l'edicola di Pinuccio non finisce qui, perché domani saremo in diretta di nuovo dal Palabonini alle ore 18 per trasmettere la Serie B2 femminile, Sensation Profumerie Gioiosa contro il Centro Universitario Sportivo di Catania. E poi domenica di Pasqua, appuntamento imperdibile per i cinquefrondesi, soprattutto i cinquefrondesi all'estero. Vedremo. Tutto ancora da organizzare. In ogni caso, in un modo o nell'altro. Avremo la nostra ex regista in forze. Quindi aumenta di un'unità. Diventiamo in 4, vediamo quello che si può E fare. intanto non ho ancora detto con che cosa. Saremo in diretta con l'affrontata. Vabbè, abbiamo di- detto di prima Cinquefrondi. l'affrontata, dai. L'avevamo detto la settimana scorsa. Appuntamento sicuramente imperdibile. Inquadrato anche Tommaso Recchio, altro ex giocatore Jolly. E quindi in campo per questo quarto set con il Palermo che praticamente non ha più nulla da giocarsi, e neanche la Jolly, se non un quinto posto da consolidare. Un abbraccio a mister Tonino Chirumbolo che ci ha appena inviato un messaggio. Anche a te un abbraccio. Delusione per i tifosi del Palermo che sono venuti fin qui a sostenere la squadra. Palermo adesso in campo con il libero Donato, con la seconda squadra il Palermo in campo, con Simanella sì. numero 9, con il numero 12 Giordano, con il numero 5 Ferro. Intanto primo punto della Jolly Cinquefrondi con Domenico Laganà. È finito il sogno, Gabriele, Sì. quindi I due Simanella in campo. E mi manca qualcuno da dire ancora? C'è delusione comunque tanta nell'angolino di riscaldamento del Palermo. Facce abbastanza tristi. La ricezione del Palermo, Donato non riesce a rimandare di là il pallone, quindi 2-0 per la Jolly Cinquefrondi. Eccola, è inquadrato. Guarda Renato, primo piano per Galia. sì.
riceve Donato, l'attacco del Palermo, Renzo e poi il recupero di Michele Zermonia, ma Domenico Laganà non riesce a rimandare alza bene per Dionisio, ma era il terzo tocco. Era buona per Dionisio, ma sì, è vero. Mi sembra che quello inquadrato era Lombardo, se non riesco a vedere al servizio. Non riesco a vedere il numero. Pasquale. Pugliatti va da Domenico Laganà, diagonale vincente, si abbassa, brucia. 3-1 per la Jolly Cinquefrondi, che adesso può approfittare della seconda squadra del Palermo, diciamo così, per dare il meglio di sé. Sicuramente molti giovani in campo adesso nella formazione siciliana, che ha mollato. Delusione anche negli occhi dell'ex Jolly Giovanni Blanco. Pasquale Arena riceve così Donato, poi la schiacciata è uscita oltre Brucia. asta. (4-1) per la Jolly Cinquefrondi. Pasquale Arena al servizio. Delusione anche per Mister Ferro. Servizio Jolly, riceve il libero, il muro della Jolly, ancora bravo Donato qui. Poi l'ottima schiacciata di Brucia. 4-2. Brucia, che se non sbaglio dovrebbe essere il fratello di Paolo Gioele, che per anni ha giocato centrale nel Palermo, che saluto se ci sta seguendo. Simanella al servizio, il numero 14 del Palermo. Riceve la Jolly, Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, con un ottimo colpo ottiene il quinto punto. Perché calcio il replay e giustamente poi c'è la dissolvenza che calcia il replay. Quando finisce il replay devo andare. 5-2 al Palabonini Cinquefrondi, quarto set in corso. Tutto sistemato nel referto, ora è pronto Domenico Laganà al servizio. Forte, tiene bene Ferro. Simanella ottiene il mani e out, 5-3. Palermo aveva messo in conto comunque che la partita sarebbe stata difficile. Certo. La Jolly ha espresso un bel gioco. Un bel gioco. Ma del resto lo sa. Nelle ultime partite Mister Franco Giglietta l'aveva detto: noi faremo la nostra partita, cercheremo di mettere il bastone tra le ruote al Palermo, e infatti così è stato. Poi Simanella schiaccia, ancora Simanella, pallonetto, Domenico Laganà per la Jolly, Dionisio Di Pasquale a fondo campo, bravo per ottenere in gioco Simanella, pallone che si insacca ed è 6-3. Il punteggio, ed è pronto il numero 9 Simanella al servizio. È in ace per Simanella, 6-5. Ancora spin per Simanella, tiene Filianoti, poi schiaccia Opoku, che ottiene il punto del pari.
Aveva tra l'altro toccato anche Filianotti, indeciso forse su questo pallone. Comunque punto per Palermo, che adesso ha agguantato il pareggio. Simanella al servizio. Oh, stavolta sbaglia completamente il servizio e quindi nuovo vantaggio per la Deeper Sport Specialist, Jolly Cinquefrondi. Filianotti per la Jolly Cinquefrondi, Francesco Filianotti. Riceve il Palermo, alzata dietro per l'opposto Ferro. Il pallone che casca nel campo della Jolly, 7 pari. Ed è Opoku adesso al servizio per Palermo. Spin per lui, parte un Siluro. 8-7. Jolly al servizio con Marco Pugliatti. Riceve Donato. C'è il muro sul numero 5, Ferro. Quindi break Jolly 9-7. Riceve Donato. Schiaccia poi Brucia. Tiene in gioco il pallone Simanella. Ancora Brucia e ottiene il money out. E brucia sta palla, 9-8. Era un pallone scottante sì, per il muro della Jolly. Adesso al servizio c'è Giordano. Riceve Dionisio Di Pasquale. Ferro, se non mi sbaglio, ha saltato. E quindi 9 pari. Servizio ancora di Giordano, che stavolta si ferma sulla rete. Non riesce a passare in vantaggio il Palermo. 10-9 per la Jolly Cinquefrondi. Renzo al servizio. Teso. Riceve Donato. Simanella costretto al bugger. Schiaccia male Ferro. 11-9. Break per la Jolly Cinquefrondi. Emanuele Renzo al servizio. Primo piano per lui. Forse erano 4 tocchi, non lo so. Pallonetto, bravo Zerbonia ad aver recuperato questo pallone. Poi free ball, vediamo come la sfrutta il Palermo con l'attacco centrale. Pallone che non tocca la rete al limite. Duello aereo, ottimo ancora una volta Michele Zerbonia in tuffo. Poi Domenico Laganà, bravo anche il Palermo a recuperare. Brucia, pallone che si insacca. Brucia questa schiacciata. 12 per la Jolly Cinquefrondi, 9 per Volo Saber Palermo. Lungo scambio tra le due squadre. Bei recuperi da una parte e dall'altra. Pallone teso su Simanella. Attacco centrale vincente di Giordano. 12-10. Ferro abbattuto per Palermo. Pallonetto vincente di Dionisio Di Pasquale. No, palla spinta sul muro. L'esperienza di
di Dionisio Di Pasquale, che aspetta il muro e poi spinge la palla. Arena al servizio. Sotto la si rete. ferma sulla rete. 13-11. Forse è il suo secondo errore al servizio. Adesso al servizio è pronto Simanella. Pallone su Filianoti che riceve Pugliatti al centro da Francesco Filianoti. È il primo attacco al centro della Jolly, se non erro. Sì, sì, in tutta la partita. Confermato dal nostro ex arbitro, cameraman. Un po' di tutto. Un po' di tutto. Il Noi abbiamo il Jolly della Jolly. Jolly dell'edicola. Tanto cambio Lo chiamiamo il remo dell'edicola. Cambio per la Jolly 5 Frondi, è uscito Marco Pugliatti, è entrato Domenico Laurendi. Cambio regista. Mona la spin di Laganà. Attacco centrale di Opoku, erano 4. Comunque l'arbitro ha lasciato giocare. Poi pallone che è cascato a terra. 15 per la Jolly, 11 per Volo Saper Palermo. Chiamato timeout mister Ferro. Sì. Abbiamo visto Giovanni Blanco sconsolato. Sì, è da praticamente la fine di quel set che è rimasto lì in quell'angolino. La sua ex squadra che gli fa un brutto regalo, ma non abbiamo rubato nulla, abbiamo fatto una partita, siamo scontrati alla pari. Abbiamo visto dei bei capelli, Renato. Il Palermo ha giocato contratto sapendo di dover vincere assolutamente. Errore al servizio per la Jolly, 15-12, dicevo no, spezziamo un pochettino. Abbiamo visto dei bei capelli, forse qualcuno era un po' invidioso e li ha inquadrati, capito? No, io non guardo. Io ero preso nella ripresa. Non so, Out il servizio. Di quali capelli parli? Quindi 16 per la Jolly. 12 Dionisio Di Pasquale in spin. Bravo a tenere in gioco Donato. Alzata in bugger e poi out. Brucia manda out il pallone. 17 per la Jolly, 12 per Palermo. Si ferma sulla rete il servizio di Dionisio Di Pasquale. Forse ha colpito male il pallone, si è sentito un rumore abbastanza strano. Simanella pronto al servizio. Spin per lui. (18 per la Jolly, 13 per Palermo). Adesso gioco che può riprendere dopo il cambio di Renzo con Remo. Un muro della Jolly, Laurendi, va a Dionisio Di Pasquale che alza per Domenico Laganà. Palla facile per il Palermo, Ferro ottiene il money out. 18-14. Marco Cappello, fratello di Adriano, di Matteo. Opoku al servizio, spin per lui, si ferma sulla rete. 19 per la Jolly, 14 per Volo Saper Palermo. La battuta di Domenico Laurendi, duello aereo, il tuffo di Michele Zermonia, bravo a recuperare questo pallone e poi Domenico Laganà chiude l'azione
e porta a 20 la Jolly Cinquefrondi. Zerbonia oggi non sta per niente sfigurando, Renato. Gran bei tuffi per lui. Ricezione Palermo con il libero che sbuccia e quindi free ball per la Jolly. Zerbonia, Laurendi va in pipe per Dionisio Di Pasquale, pallonetto, un po' di confusione nel campo del Palermo, si tuffa Laurendi, l'alzata di Dionisio Di Pasquale per Lagana, tiene, però finisce sul seggiolone dell'arbitro, il bugger di Brucia, e quindi 21 per la Jolly e 14 per Palermo. Altro time out chiamato dall'allenatore Ferro. Poco fa abbiamo visto inquadrato l'ex allenatore della Jolly Cinquefrondi, Antonio Polimeni, adesso inquadrato il dirigente Dario Pronesti. C'è qualcuno rasato là dietro, è sempre Marco Cappello. Con questa tradizione nello spogliatoio Jolly che agli esordi bisogna rasare. Ed è Emanuele Renzo dolorante, si tiene la schiena. Sì, è stato cambiato apposta con Fabio Remo. La mezzaluna di Domenico Laurendi. Si tuffa Michele Zerbonia. Laurendi, l'alzata per Fabio Remo. Ottiene il 22esimo punto. Si era tuffato Donato. Poi il secondo tocco non è stato disponibile per Palermo. Domenico Laurendi ancora al servizio. Donato non è riuscito a tenere il gioco. 23-14. Domenico Laurendi ancora al servizio. Riceve il Palermo. Era buona la schiacciata, però calpesta la linea. Numero 8 Brucia. Quindi set point e match point della Jolly Cinquefrondi. 24-14. È entrato in campo il piccolo Marco Cappello. Errore al servizio per Domenico Laurendi. Quindi 24-15. Marco Cappello che è entrato al posto di Pasquale Arena. Marco classe 2008. Piglianoti, Laurendi per Lagana. Pallone che torna nel campo della Jolly. Laurendi, l'alzata per Domenico Lagana. Tocca il muro di Fabio Remo. Laurendi va dietro proprio da Fabio Remo che colpisce sulla spalla Donato e chiude il match 3-1 per la Deeper Sport Specialist Jolly Cinquefrondi, che non sfigura l'ultima di campionato. Chiude con un bel 3-1 contro un avversario che si stava giocando tutto. E vediamo inquadrati al saluto i giocatori. Finisce qui la stagione della Serie B maschile della Jolly Cinquefrondi. Un grosso in bocca al lupo alla Datterino Volley Letojanni e alla Raffaele Lamezia, che affronteranno i playoff. L'appuntamento con il volley non finisce qui. Il saluto del Jolly al Palla Bonini
molto lungo, essendo l'ultima. Avremo un po' di nostalgia, non lo so. Vabbè, ancora no, domani è l'ultima. Domani è l'ultima stagione del partita. volley. Ciao, intanto vi salutiamo. Oh, siamo in diretta. Di solito non lo siamo mai. È vero, è giusto, ci pare giusto. Vieni anche, E qua c'è Francesco. Anche Francesco che oggi ha fatto il cameraman, Francesco Bonini. L'appuntamento con il volley non finisce qui. Domani saremo in diretta qui dal Pala Bonini alle ore 18 per seguire la partita della B2 femminile con la Sensation Profumeria e Gioiosa che affronterà il CUS Catania. E non so cosa dire. L'ultima partita, questa per loro sarà l'ultima partita. Per loro. 26esima, ma sempre sia l'ultima. 22esima giornata di campionato, ne avranno altre 4. Sicuro? Altre 4. Non è la 26esima la loro? No. Sicuro? Vanno di pari passo con la maschile. Ah, vabbè. E quindi non finisce qui allora. Di certo no. Non finisce Però qui. domani finirà là. Domani vedremo, domani chiediamo, magari ci sarà un'altra occasione di mandare una partita per della noi la B2. pallavolo è nel DNA. Noi dell'Edicola di Penuccio abbiamo inventato la diretta web. Sì, 15 anni di arresto, difficilmente, no? Non ce n'erano altre. Ascoltare, io ero piccolino. Bene, i giocatori della Jolly stanno salutando il Palabonini. Sì, l'ultima Riusciamo volta a fare che qualche intervista, Renato? non abbiamo preparato il microfono, Gabri. Non ho visto Belcastro, oggi non c'è, non è venuto. Appuntamento all'anno prossimo. Non ho visto, A chi possiamo fare un'intervista? Vediamo se riusciamo a beccare un'intervista. A Mister Albanese per domani. Mister Albanese Vabbè, domani, dai, non oggi. ce la riserviamo per domani. Direi che per oggi è tutto. Sì, l'appuntamento è domani. Grazie per averci seguito. Un saluto a tutti i genitori dei ragazzi che ci hanno sempre seguiti e sostenuti. Un bacio, bocca al lupo abbraccio a tutti i ragazzi della Jolly, certo. E del Palermo per il prossimo. Ancora grazie. In bocca al lupo a Figlianoti che inizierà una carriera nella dire, da finanziere, nella finanza, sì. E va quindi, bene. Salutiamo i torinesi. Per chi non ci seguirà, buona Pasqua. Comunque, e al prossimo prossimo sarà sempre anno. qua. Arrivederci, alla prossima.